Buonasera a tutti amici da Napoliello 87 e Forza Napolese. Questa sera non sono qui per le partite, per il Napoli o altre partite, ma sono qui per un video tag in cui mi ha taggato Rino Nair, il mio amico partenopeo, tifoso del Napoli. Appunto mi ha taggato per delle domande, mi ha fatto un video domande in cui dovrò rispondere. Ovviamente a fine video taggerò altre 4 persone in cui dovranno rispondere alle stesse domande in cui Rino Onair ha taggato me. Allora, cominciamo con la prima domanda che mi ha fatto. Se a cena con la tua partner e il cameriere ci prova con lei, come reagisci? Io ero una capata in faccia. No, a parte scherzi. Se il cameriere ci prova con la mia partner, non è che la piglio, io sono gelosissimo, lo dico subito, in partenza. Non è che la prenderei benissimo. Vedrei lei come si comporta, perché io sono fatta così proprio, tengo in due sangue. Noi napoletani poi siamo molto gelosi. Vedrei un po' come si comporta, sotto occhio, vedono poco. Poi se lui fu scemo, a bosco. Se poi invece è lei che fa scemo, manda a fa culo, subito faccio. Niente, bisogna vedere un po'. Io guardo un po', però penso che la mia moglie, perché sono sposato, penso che la mia moglie si comporta bene, perché già lo sa. Niente, andiamo alla seconda domanda. Lavori in un bar e devi servire un cliente particolarmente antipatico. Cosa fai? Niente, non serve e me ne vado. No, a parte scherzi, glielo porto la roba, magari faccio pure qualche battutina, perché io sono un tipo così molto simpatico alla mano, no? E niente, li porto da bere, li offro da bere. Se poi mi guarda storto, io guardo storto. Se mi guarda dritto, io guardo dritto. E se mette la freccia là, mette la freccia. Che ti devo dire? Niente, lo servo tranquillamente e poi me ne vado. Questo, cioè, non mi importa se c'ha la tena con me, se non c'ha la tena, finché non balla e non mi mette in mano in gola, è tutto a posto, cioè, a posto così. Lo servo tranquillamente. Terza domanda. Naufraghi su un'isola deserta, ti arriva un forziere chiuso, che fai? E dipende, perché arriva un forziere chiuso, ok, però un coppo umano, io non so nuotare, io se caro in acqua, prima che carapo forziere, può darsi già sono morto affogato, poi che ne lo sa, chi lo sa, magari stessa paura magita e arriva fino a, come si dice, fino a terra e magari poi lo riesco a aprire il forziere. E spero che in do forziere ci sta qualcosa da mangiare, magari una pizza, una Coca-Cola, no, a parte scherzi. Spero che ci sia qualcosa, appunto, che è su un'isola deserta, specialmente l'acqua, perché se no muore di sete, perché fa capre assai. E poi, ovviamente, la roba per tirare innanzi per mangiare, che ne sa, qualche cellulare per chiamarmi fa venire a pigliare. Che è questo? Che ci dici? Quarta domanda. Se fossi invisibile, cosa faresti? Questo è bello. Se fossi invisibile, prima di tutto, c'è tanta rapina a banca, tanti soldi. No, scherzo, questo no, mai. Però mi farebbero come tanti soldi. Cosa farei? Prima di tutto andrebbe di tutte partite un Napoli, tutte, per tutta la vita, per un Napoli, tutte quante. Andrei nei spogliatoi, tutte cose. Poi, che potrei fare? Appunto, potrei anche fare tutti i viaggi gratuiti, tutto in coppa all'aereo, treni, per tutto il mondo, vedermi tutto il mondo, anche io, perché è stupendo il mondo, mi vedrei tutte le città, tutte le nazioni, tutte cose, Questi sono i miei desideri, speriamo succeda. Ovviamente non sono invisibile. Quinta domanda. Se il tuo miglior amico ci prova con il tuo partner, cosa lo fai? O buffe mazzate? No, a parte scherzi, se ci prova con... piglia e se ne va. Se poi insiste, allora là, cappottone a volontà. Mazzati, schiaffone, cazzotto, morsica, non si capisce niente. Secondo me lo troveranno all'ospedale. Che stia? Se come posso dire, se continua a rompere cazzo. Se continua. Se invece capisce a me, se piglia se ne va e io mi trovo un altro amico. Tanti amici, tante persone, sai quanti ce ne stanno in coppa sta terra?
Niente, questa è. Andiamo alla sesta domanda. Se trovi la lampada di Aladino, puoi chiedere al genio solo piccole ripicche. Quali? A me non importa niente, le ripicche, a me non mi piace, come vi posso dire, fare, come fare rispetti alla gente o cose. Appunto, anche a me mi piacciono solo cose buone, se fosse una cosa buona la farei volentieri, come si può dire. Però per cose cattive io non sono il tipo, a me mi piace essere allegro, un tipo di condividere solo cose belle assieme, non mi piacciono ripicche e non è anche gelosia, aiuto, sono brutte cose, io non sono il tipo, niente. Sicché niente ripicca, tienitela tu genio, tienitela tu alla lampadina e portatela via. Questa è. Settima domanda, se potresti entrare nel sogno di qualcuno, nel sogno di chi entreresti? Questo è bello. Se potrei andare nel sogno della mia moglie, entrerei, per vedere cosa pensa, cosa sogna, perché mi piace e mi interessa tanto. Speriamo che sogni a me e sogno scudetto con Napoli, come sogni, vamos Napoli, vince questo scudetto. Lo sto aspettando, non mi fa morire. Questo, e poi appunto vorrei entrare nei sogni, che ne sacci, nei sogni del Ciucciariello, cosa sta pensando, Ciucciariello? Pure quello, potrei andare nei sogni, a parte i scherzi, niente, nei sogni della mia moglie, per vedere cosa sta pensando. Voglio, queste sono le domande che invito, che taggerò a 4 persone, che ora vi dirò. Allora, la prima persona è Cartal Curva Nord, tifosissimo dell'Inter, a parte, dice tutto, Curva Nord, Cartal, voglio, mi raccomando, andate a vedere i suoi video e tutto, voglio, è uno pazzo, voglio, scatenato per l'Inter, poi esce fuori da capo quando perde l'Inter, si incazza, voglio, insomma, se mangiasse viva ai giocatori. Questo è uno, Cartal Curva Nord. Andiamo al secondo, Sibiu, tifoso della Juventus, anche lui, uno youtuber come Cartal Curva Nord, e niente, lui è tifoso della Juventus, parla di calcio, praticamente lui in generale di tutta la giornata, perché lui analizza tutta la giornata di Serie A, oppure di Champions League, analizza giornata per giornata di tutte le partite, voglio. È un tifoso rubendino juventino, è un bravo ragazzo, voglio, anche lui, seguitelo, mi raccomando, e anche lui deve partecipare ovviamente a queste domande. Ellie versus Ellie. Lei invece fa mukbang, diciamo ASMR, sapete quei sonini mentre mangia, scrocca, sì, le cerniere, tutti i rimorini strani, poi mangia assai, sta buono da capo e pazzarella, comunque è simpaticissima pure lei, voglio far ridere da morire, le piace mangiare assai, andate anche nel suo canale. Giovanni Stramacci, tifosissimo della Lazio, fa anche le live, ma non solo parla della sua Lazio, fa anche video sul, appunto, ora ultimamente ha fatto sul Trono di Spade, ha fatto anche altri video su cose interessanti, su ovviamente Marvel, su Spider-Man, tutti questi video qua. Ovviamente tifosissimo al 100%, anche al 1000% della Lazio, una persona genuina veramente, anche lui, voglio veramente fare dei video alla perfezione, anche quando parla è perfetto, voglio, andatela a seguire anche lui. Questi 4 canali che vi ho detto, Cartal, Curva Nord, Sibiu, Ellie vs Ellie e Giovanni Stramacci, sono convocati a rispondere a queste domande. Allora, questi 4 canali saranno taggati qui sotto il mio video, link in descrizione, voglio, mi raccomando, seguiteli, mi raccomando a voi, rispondete alle domande, voglio, vi aspetto. Niente, lasciate un like se vi è piaciuto il video, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate voi di questo video e soprattutto venite sotto il video ed iscrivetevi al canale. Buona serata a tutti da Napoliello87 e Forza Naples!